Nel suggestivo scenario dell'Auditorium di Santa Caterina a Treviso, domenica 21 maggio, si è tenuta una speciale presentazione del libro Maria Luisa Carnio, La vita, l'amore, il canto. Questo evento unico è stato organizzato da Gino Torresan, il marito di Maria Luisa Carnio, che ha attirato l'attenzione di appassionati di musica, cultura e storia. Ho portato avanti le memorie di mia moglie che voleva fosse editato questo libro con i suoi ricordi, dettatomi fino alla sera prima di morire. La serata è stata condotta dalla giornalista Cristina Sparvoli, che ha sapientemente guidato il pubblico attraverso la storia di vita di Maria Luisa Carnio. Un viaggio intenso e appassionante alla scoperta della musica, degli amori e della straordinaria carriera artistica di questa celebre cantante lirica. L'evento è stato impreziosito dalla presenza di ospiti di grande rilievo nel mondo della musica. Claudia Pavone e Diletta Veronese, entrambe affermate soprano, hanno regalato al pubblico emozionanti esibizioni canore, mentre Christian Ricci, talentuoso tenore, ha fatto vibrare gli animi con la sua voce potente e appassionata. Sono tutti comunque amici di Marisa che nel corso della sua carriera ha incontrato. Sono amici storici, giovani, perché Marisa comunque era sempre disponibile con i giovani, sia con i giovani artisti, sia con i bambini, sia con i disabili. Perciò quando ho avuto l'idea di questo evento si sono subito resi disponibili con gioia, e io sono felice di averli qui con me perché sono comunque tutti artisti di altissimo valore. A rendere l'atmosfera ancora più incantevole, il quartetto d'archi I Solisti della Serenissima, diretto dal maestro Giorgio Sini, che ha deliziato i presenti con esecuzioni musicali di altissimo livello. Ringrazio gli organizzatori, Gino Torresan, per questa ricordo a una grande soprano che è stata Maria Luisa Carnio, di cui abbiamo fatto questo concerto. Devo dire che è stata anche l'occasione per inaugurare l'orchestra dei solisti della Serenissima. Sono composti tra l'altro dai musicisti proprio veneziani di rango, bravissimi musicisti che insomma sono la portavoce veramente della scuola veneziana, e quindi in qualche modo Marisa Carnio ci ha fatto da madrina anche da lassù, quindi è stato anche questo emozionante tutti gli artisti naturalmente che si sono esibiti, cantanti eccetera, quindi è stata un'unione con l'arte e la musica per ricordare questa bravissima cantante, appunto Maria Luisa Carnio, e quindi anche questo ricordo, la rosa che ci hanno regalato appunto è la rosa di Marisa, e quindi sono dei segni che lasciano il segno nel cuore. La partecipazione di illustri personalità ha arricchito ulteriormente l'evento. Tra i presenti c'erano Federico Brunello, maestro sostituto all'Arena di Verona, che ha condiviso la sua esperienza nel mondo dell'opera, e Federica Morello, stimata storica d'arte, che ha fornito un contesto culturale e artistico alla figura di Maria Luisa Carnio. I brani musicali si sono alternati alle letture di Nicoletta Vilcu e di Laura Berton, che, insieme alle immagini sapientemente montate da Tommaso Sabadin, hanno reso ancora più intimo e coinvolgente il racconto della vita di questa straordinaria artista. La presentazione del libro Maria Luisa Carnio, La vita, l'amore, il canto è stata un evento memorabile che ha saputo celebrare l'eredità e l'impatto di una delle più grandi voci del panorama musicale italiano.